grandissimo buonasera a tutti, carissimi amici telespettatori. Quest'oggi ci troviamo alla Fiera dei Santi a Monselice. Come potete vedere siamo in splendida compagnia, siamo insieme all'assessore, il signor Stefano Peraro. Assessore, per me è davvero un immenso piacere poterla conoscere, essere qua con lei quest'oggi. Se magari vuole dire ai telespettatori a casa come si è aperta quest'anno la manifestazione. Ma la manifestazione si è aperta questa mattina con l'inaugurazione della fiera agricola della Fiera dei Santi, operativa il 1° e il 2 novembre come da tradizione. Una tradizione che va indietro nel tempo perché la prima Fiera dei Santi risale al 1400. Negli anni la città si è sempre preparata a questo appuntamento, molto atteso da tutti i cittadini di Monselice e non, ed è un appuntamento importante perché oltre alle attrazioni, agli ambulanti e alle giostre ci sono anche la fiera agricola, la mostra di pittura e la mostra micologica. Assessore, magari avete qualche prossima manifestazione in mente, qualcosa di speciale che state organizzando? Ma veniamo dalla settimana scorsa da Colori e Sapori d'autunno, la tradizionale Fiera dei Santi. Adesso ci prepariamo per il Natale perché vogliamo che veramente Monselice diventi una città da vivere per tutti i turisti che vogliono venire nel nostro territorio. Beh, che dire Assessore, noi la ringraziamo per il suo tempo, per le sue parole, le auguriamo uno splendido proseguimento di giornata e alla prossima, grazie. Grazie. Ciao, sono Luisa, questo è il mio fidanzato Fabrizio. Siamo qui a Monselice, in questa bellissima Fiera dei Santi, e c'è un sacco di gente e ci stiamo divertendo molto. Adesso volevo fare anche il saluto a casa a mio figlio Michele che mi sta vedendo e un buon saluto a tutti. Buon pomeriggio, ciao, arrivederci. Saluto tutti gli ungheresi, saluto mio figlio Mirko, ciao amore, ci vediamo presto. Ciao, ti mando un bacione, ciao amore, ciao, ciao. Buonasera a tutti, sono Claudio Barillari, il titolare del Bar Sport. Benvenuti a questa meravigliosa manifestazione. Spero che sia di gradimento a tutta la popolazione e ringrazio Prima Free per questa intervista. Grazie e buonasera. Di nuovo qui, carissimi amici telespettatori, come potete vedere abbiamo visto due ospiti. Intanto buonasera a tutte e due, se magari volete presentarvi. Io sono Simone Carturan. Buonasera a tutti, presento il Di Luca. Allora, vi state divertendo in fiera? Assolutamente sì, siamo contenti di questa manifestazione organizzata al meglio. Ma siete qua di Monselice? Assolutamente sì, Siamo facciamo parte. autoctoni, siamo originari di Monselice, molti anni che la frequentiamo e a confronto delle altre fiere che vediamo nei dintorni, la nostra è decisamente un qualcosa di superlativo, davvero. Quindi vi invitiamo tutti a venire perché è magica, magica, magica. Beh, complimenti perché rappresentate molto bene il vostro territorio. Volete magari salutare qualcuno a casa, le persone che vi vogliono bene, che vi seguono? Assolutamente sì, saluto la mia famiglia che ci starà sicuramente seguendo da casa, la fidanzata che è lì che ci riprende là dietro e tutti i cari amici che sono qua, che staranno facendo il carico nelle vene di alcol. Ma è bellissimo, certo, soprattutto la mia ex che in questi casi comunque, e poi i miei genitori che comunque sono una gran spalla per noi. E grazie a tutti, davvero, è fantastico, venite. Beh, complimenti perché avete portato un po' di allegria e che dire, io vi auguro una splendida continuazione, speriamo di vederci ancora. Vi ricordo che il video servizio lo troverete anche su YouTube, quindi potete anche condividerlo con tutte le persone che volete bene. Perfetto. Viva Monselice! Viva Monselice sempre! Salve, io sono Massimiliano, vengo da Londra, sono sceso per trovare i miei amici e la mia famiglia per questi giorni di sagra, di fiera, che per me è una tradizione, ogni anno scendo per questo fantastico evento dove trascorriamo un po' di tempo assieme con i miei amici. Siamo di Tribano noi, salutiamo Marco Contato, detto il Bulldog, che è il nostro amico che ci seguirà alla casa sicuramente. Beh, comunque la fiera vi sta piacendo, vi state divertendo, vedo che siete una grossissima compagnia, siete belli, vi vedo felici, anche una bambina. Ecco.
Avete magari qualcuno a casa in particolare che volete salutare anche voi? Io volevo salutare Marco Contatto che abita assieme a Tribano, un nostro amico. Ciao Bulldog. Vuoi salutare la tua famiglia? Sì, ciao suocera. Certo. Vuoi salutare qualcuno? Saluto tutti quelli che mi conoscono. E vuoi salutare qualcuno anche te? Ciao a tutti. Bene che dire, io vi ringrazio e buon proseguimento. Alla prossima. Grazie.